Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Apriamo con la metalmeccanica, che è un comparto importante e trainante dell'economia del Friuli Venezia Giulia. È solido dal punto di vista finanziario e vede le esportazioni in aumento di oltre il 14% rispetto all'anno scorso. Altro dato interessante è la capacità delle imprese di depositare brevetti. Emerge dal primo report dell'Osservatorio della Metalmeccanica Friuli Venezia Giulia presentata a Friuli Innovazione. La metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia è un comparto solido, propenso all'innovazione, con buone doti di resilienza e caratterizzato da una filiera interna mirata a sorreggere anche le piccole imprese. Le aziende del settore performano meglio del resto d'Italia e godono di una buona liquidità che permetterà loro di affrontare con moderata serenità la crisi energetica. È quanto è emerso oggi alla presentazione del primo report dell'Osservatorio della Metalmeccanica FVG negli spazi di Friuli Innovazione. Ideato e coordinato dal cluster della metalmeccanica regionale Comet, l'osservatorio è unico nel suo genere. Per la prima volta riunisce le banche dati di Innovation Intelligence FVG, strumento sviluppato da Area Science Park, che unisce in un'unica piattaforma le numerose fonti di dati che misurano i diversi indicatori del sistema economico regionale. Università di Trieste, di Udine e Intesa San Paolo. In sinergia hanno elaborato le informazioni per scattare una fotografia nitida dell'attuale panorama produttivo regionale per tracciare un percorso ragionato sul futuro del comparto. Sono state analizzate 5.162 imprese attive, sono 217 quelle che dal 2011 al 2021 hanno depositato almeno un brevetto. Il 23% è oggettivamente propenso all'innovazione. L'analisi di oltre 62.000 bilanci di imprese manifatturiere italiane fa emergere una dinamica dell'elettromeccanica del Friuli Venezia Giulia migliore rispetto al resto del manifatturiero della regione. La crescita del fatturato è diffusa, con punte del 23%. Aumentano liquidità e grado di patrimonializzazione, condizione che consentirà alle imprese del territorio di affrontare la crisi energetica con una solidità finanziaria e patrimoniale migliore rispetto a qualche anno fa. Altro dato positivo riguarda le esportazioni, in crescita del 14%. Noi abbiamo fatto questa analisi dei bilanci delle aziende dell'elettromeccanico del Friuli Venezia Giulia e il quadro che ne esce nel 2021 è di aziende che sono riuscite ad avere una crescita del fatturato che è stata anche superiore a quella del resto del manifatturiero regionale. A questo aspetto si aggiunge il fatto che questa crescita è stata diffusa in tutte le dimensioni delle imprese e soprattutto anche le più piccole hanno avuto ottimi aumenti di fatturato. Il momento di crisi che si pone adesso con lo shock energetico si presenta in un momento in cui queste aziende sono riuscite comunque a rafforzare la loro solidità finanziaria, hanno aumentato la disponibilità liquida e quindi diciamo che si presentano con delle spalle più solide per affrontare l'incertezza. Il sistema comunque sui mercati internazionali sta andando a gonfie vele, dati anche i primi dati che vediamo sull'export del primo semestre, che vedono appunto l'elettromeccanico del Friuli Venezia Giulia con degli aumenti superiori anche a quelli che abbiamo osservato a livello nazionale. I dati fornitici dal cluster di Comet e quelli anche confermati dallo scenario globale, anche da Federmeccanica, individuano un momento comunque di difficoltà, un momento drammatico in cui alle imprese viene chiesto uno sforzo aggiuntivo, viene chiesto di fare filiera, viene chiesto di fare sistema con le istituzioni, fra il settore pubblico e privato, in quello che sono anche i rapporti fra l'imprenditoria e i propri dipendenti. C'è bisogno di creare un nuovo paradigma, un paradigma dove le persone creeranno valore per cercare di recuperare quello che è di fatto una grande perdita di marginalità dovuta alle difficoltà specialmente causate dall'aumento delle materie prime, dall'aumento energetico. Il sistema però risponderà bene, c'è ottimismo, nonostante ci sia consapevolezza che il momento richiede il massimo dell'impegno e soprattutto anche supporto di decisioni strategiche da parte dello Stato, da parte degli enti che devono mettere in moto azioni correttive non a spot ma strutturali. Oggi rappresentiamo un settore della metalmeccanica regionale che ha ripreso, si è ridestato dopo la pandemia, quindi possiamo dire che ha sicuramente recuperato, che ha affrontato il post pandemia con tutte le difficoltà del reperimento materiali, dei costi crescenti, violenti in maniera forte. Oggi si appresta, diciamo, ad un'ulteriore fase con le spalle solide, con una grande fiducia sul futuro, ad affrontare questo periodo di incertezze guardando lungo, però facendo forza su una grandissima agilità ritrovata, grandissima forza dell'innovazione e guardando
lavorando quindi alla ricomposizione di quello del grande fenomeno della ricomposizione delle filiere internazionali che possono riportare molto lavoro in Italia, nel settore metalmeccanico, che rappresenta il 50% del manifatturiero regionale, quindi è il cuore pulsante del lavoro in questa regione. Quindi le industrie meccaniche guardano il futuro con grande fiducia. Ed ora ci chiede la linea Daniele Paroni, che si trova al centro sismologico per un'analisi sul fenomeno sismico di questa mattina, avvertito dalla popolazione friulana e dalla strumentazione. A te la linea. Grazie della linea, sono con Carla Barnaba, ricercatrice del Centro Ricerche Sismologiche del OGS. Allora Barnaba, che evento è stato? L'evento di questa mattina è un evento normale per l'area, un terremoto di magnitudo 5.7 al largo delle coste di Pesaro, una profondità di circa 10 km. Il terremoto è stato chiaramente percepito anche in regione, soprattutto per le persone che si trovavano ai piani alti. Ecco, senta, di fatto è una zona, ce lo ha indicato prima dalle cartine, che è notoriamente area sismica. Sì, l'area è notoriamente sismica, ricordiamo che nel 1972 Ancona è stata colpita da un terremoto, questo in particolare di questa mattina è legato ai fronti sepolti dell'Appennino e quindi è normale che questo tipo di eventi avvengano in questa zona. Senta, questo è evento, ci sono state 2 scosse e una tra l'altro l'abbiamo vista in diretta prima. Sì, in realtà il terremoto è stato seguito da numerose altre scosse, chiaramente registrate dai nostri strumenti qui in regione, diverse scosse di magnitudo superiore ai 3,5, la più forte per adesso è la scossa di magnitudo 4,2, circa un'ora dopo la scossa principale, ma sicuramente la sequenza andrà avanti per molti giorni, per molte settimane. Le ore successive all'evento, quindi le prime 24-48 ore, saranno le più importanti per gli eventi di magnitudo comparabile a questo di questa mattina, per cui sicuramente dovremo attenderci ancora eventi importanti. Senta, se questa scossa si fosse verificata ad Ancona o Senigallia città avrebbe fatto un po' di male? Immagino di sì, fortunatamente la zona è una zona notoriamente sismica, come abbiamo già detto, e per questo motivo rientra già nelle classificazioni sismiche, quindi il patrimonio edilizio di queste aree è già tutelato da una normativa precisa. Sicuramente i danni sarebbero stati più importanti rispetto a quelli che si stanno registrando attualmente e quindi fortunatamente il terremoto oggi era a mare. Come è classificato come area? Come il Friuli o come qualche altra area? La classificazione di questo evento è legata quindi ai fronti dell'Appennino, per certi versi molto simile ai terremoti che avvengono in Friuli, come grandezza decisamente più piccolo se noi pensiamo al terremoto del 1976. Ricordiamo che questo aveva una magnitudo di 5.7, il nostro terremoto aveva un magnitudo di 6.4, quindi è circa una ventina di volte inferiore al terremoto del 76. Senta Barnaba, da ricercatrice, lei lavora con altri colleghi, quando avviene avvengono questi tipi di eventi, da friulana, la mente va al 1976, qual è il sentimento? Sicuramente un momento di vicinanza alla popolazione, perché questo tipo di eventi spaventa molto e spaventa soprattutto quelle persone che hanno già sperimentato un evento importante, soprattutto coloro che hanno perso le persone più care, hanno perso la propria casa. E questo è il primo sentimento che ci viene. Poi ovviamente l'ansia e la fretta e la voglia di dare una mano dal punto di vista scientifico ai colleghi degli NGV mette da parte il sentimento e ci porta appunto a collaborare con loro per esempio l'installazione di reti mobili, una mano per le letture o tutto quello che può servire in questo caso fortunatamente non è servito perché i danni sembra che siano molto contenuti, però per esempio durante l'epicentro, la sequenza sismica di Amatrice, siamo intervenuti anche noi dell'OGS per gli studi di microzonazione sismica, quindi si instaura tutta una catena di eventi nell'immediato e nei mesi successivi per cercare di arginare il fenomeno e di creare le condizioni in modo tale che un nuovo evento in un futuro non crei questi danni. Bene, dal Centro Ricerche Sismologiche di Udine veramente tutto, grazie alla dottoressa Barnaba. Io restituisco la linea allo studio e qui si continuerà a monitorare la situazione.
Grazie Daniele Paroni. Parliamo di sicurezza idraulica e tutela del tagliamento che continuano a far discutere. L'idea di una traversa a Pinzano resta un'ipotesi da valutare per la Regione, ma trova la netta opposizione dell'associazione ambientalista Acqua, pronta a osteggiare qualsiasi progetto a riguardo. Si torna a parlare della traversa di Pinzano come opera di difesa per quanto riguarda le esondazioni del tagliamento. Recentemente in Consiglio regionale l'assessore all'ambiente Fabio Scocimaro l'ha definita una idea che va approfondita attraverso uno studio di fattibilità, parole che hanno agitato i sindaci a monte che da tempo sono contrari a nuove opere di laminazione. Ne parliamo con Renzo Bortolussi, presidente dell'associazione Acqua, che da tempo si batte a difesa del tagliamento. Che cosa ne pensa di quest'opera che è ancora presente nel piano di gestione del rischio alluvioni approvato nel 2021? Allora, sicuramente la traversa di Pinzano non è possibile anche realizzarla fisicamente. Unanimemente tutti i sindaci sono contrari. Si pensi che in Europa queste traverse si vanno togliendo, Spagna, Lituania e quant'altro. Per quanto riguarda il progetto della traversa, di fatto di che cosa si tratta? Progetti non ce ne sono, c'è solo un'idea, quindi che noi contestiamo proprio l'idea. A questo punto, se si presenta qualche progetto, faremo un ricorso alla Corte dei Conti, perché è assurdo che si proceda a fare progetti che non saranno mai realizzati. Il vero modo per tutelare il tagliamento, che insomma è un gioiello della nostra regione, ma insomma del mondo intero, qual è? Il vero modo è la manutenzione del fiume, dove si faccia finalmente un piano di manutenzione del fiume, perché questo è necessario. Togliere la ghiaia dove va tolta e togliere alberature e quant'altro dove vanno tolte. Ma di questo mi pare che non se ne parli. Sappiamo che questa traversa è inutile per quanto riguarda la sicurezza della Tesana, e invece alla Tesana si dovrebbe procedere con una robusta manutenzione del fiume, perché questo è quello che potrebbe eventualmente salvare la Tesana. Io consiglio di leggere un documento pubblicato alla Tesana del loro concittadino Ivano De Marchi, che poi 2 anni dopo ha ricevuto anche la Coccarda d'Oro, dove lui in 13 pagine spiega i rimedi contro l'esondazione, lui che le ha proprio subite. Bene, noi siamo in chiusura, ma vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.